Dopo vari rinvii, l'amministrazione comunale riprende in mano il progetto per portare a Venezia un numero chiuso di turisti, regolamentandoli con tornelli, contributo d'accesso e prenotazione. La tassa, secondo le prime ipotesi del comune, potrà variare a seconda dei giorni d'ingresso, con un contributo più sostanzioso nelle giornate più affollate, come nei fine settimana o nei periodi dei grandi eventi. I residenti, i pendolari e i veneti e gli studenti saranno esentati con apposito provvedimento del comune, una scelta però che fa storcere il naso a numerosi commercianti. Già lavoriamo meno adesso, ma con questo sistema sicuramente Venezia morirà. Noi non possiamo lavorare così. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio in alcuni casi, perché potremmo perdere del lavoro sicuramente appunto con il turismo mordi e fuggi. Il progetto, già previsto 2 anni fa e poi rinviato a causa della pandemia, è ancora in fase di elaborazione e sviluppo. Il comune prevede entrate superiori di 2 milioni di euro, in molti però criticano il numero chiuso. Trovo assurda questa cosa, perché l'ingresso su una città d'arte non deve avere dei posti limitati o con i tornelli che dopo uno pensa che sia un parco giochi, pago il biglietto d'ingresso e quindi posso fare quello che voglio. Penso che sia giusto cercare di regolamentare un po' quello che sono i flussi turistici, ma credo che sia completamente errato far pagare a priori chi vuole entrare in città. Cerchiamo di fare in modo di studiare un sistema, di dare un tetto che possa essere 30-40 mila persone al giorno, dopodiché chi vuole venire senza una prenotazione debba pagare, ma che si debba far pagare l'entrata in città a priori lo trovo completamente errato. Quello fuori regione, tipo l'Emilia Romagna, un bolognese che viene a farsi la giornata, potrà non spendere. E quindi sarà per noi una piccola perdita economica. Noi possiamo continuare a giocare sul prezzo, a fare le nostre proposte, ma se poi devono già pagare per entrare, sempre se riescono a entrare, perché quando arrivano qua trovano il limite, cosa fanno? Se ne tornano a casa?